Questa è la prima edizione, noi ci inseriamo in un contesto che ha un valore storico eccezionale, ma noi siamo soltanto una piccola parte, anzi sta nascendo adesso, una piccola parte della storia del motorismo siciliano. Cinquantina di auto, la cosa che più mi fa piacere, abbiamo avuto delle vetture veramente da urlo perché sono dei pezzi da collezione strepitosi, quindi al di là del numero, più che la quantità abbiamo pensato alla qualità. Essendo la prima edizione abbiamo preferito fermarci a 50 iscritti per avere una logistica più semplice. Quello che è Targa, quello che è Floriopoli, quello che sono Tribune di Cerda, quello che è Cerda, oggi l'abbiamo visto, è la dimostrazione ancora una volta che c'è una passione, c'è un fuoco che arde e quindi è bastato coinvolgere un po' di macchine, 50 macchine storiche e già si è creato un movimento attorno a quella che è la storia dell'automobilismo siciliano, nazionale e internazionale, che è la prima gara automobilistica su strada inventata da quel luminare, quel visionario di Vincenzo Florio che ha fatto grande praticamente la Sicilia, ha fatto grande le Madonie, ha fatto grande le Tribune, ha fatto grande Cerda. Perché mi è venuto in mente di partecipare a Coppa Floriopoli. Ho visto su Facebook questa locandina che Michele Merendino e Cicco Paladino Florio hanno presentato. Io ho risposto chiedendo appunto se potevo partecipare, avevo un MG Spider del 71 e la cosa stupenda è stata che volevo come copilota una donna fantastica, elegante, dolcissima, che rappresenta in toto la bellezza, l'eleganza e la femminilità, Anna Paola Paladino Florio, e quindi senza lei non avrei certamente partecipato perché è stata una scelta, noi due insieme per Coppa Floriopoli.